perché un governo che propugna tanto l'autonomia continua a togliere risorse e trasferimenti ai comuni, alle province, ad esempio, meno 77 milioni in Veneto di trasferimenti da parte dello Stato. Questo è uno Stato che crede all'autonomia o che utilizza in maniera ideologica il tema dell'autonomia? Con questo interrogativo si apre ufficialmente anche nella Marca la raccolta firme per arrivare al referendum abrogativo dell'autonomia differenziata, quella legge Calderoli fresca di pubblicazione che rischia, dicono i promotori, di penalizzare ulteriormente le aree interne e gli stessi enti locali. Insomma, il regionalismo spinto può fare male ai comuni. Percepiamo nel territorio, anche da parte di molte amministrazioni comunali, una forte critica per come è stata strutturata questa riforma. Dall'ANPI in particolare parte un messaggio al sindaco di Treviso, che è anche presidente dell'ANCI del Veneto. Io faccio appello anche alla coscienza di Mario Conte. Poi Mario Conte si è dichiarato molto più volte antifascista e credo che questo spaccare l'Italia in questo modo sia tutt'altro fuorché una posizione antifascista. A impoverirsi, dicono dal comitato, saranno poi famiglie e imprese. In un contesto sempre più internazionalizzato, 20 modelli economici rischiano di innescare guerre interne, fuga di giovani e manodopera. Per questo la CGIL si rivolge allo stesso mondo imprenditoriale. Quindi lei dice Confindustria, giochi a carte scoperte. Io dico che se hanno qualcosa da dire è bene che lo dicano e lo dicano in maniera trasparente, proprio perché tutti i cittadini ne siano consapevoli e possano tener conto anche del loro punto di vista.